Allora, rieccoci, vediamo di dare le risposte alle diverse questioni che ha affrontato il nostro telespettatore. Prego, Presidente. Sì, allora per quanto riguarda la tassazione, purtroppo lo Stato non ci dà una mano ad abbattere la tassazione per l'acquisto delle case in Italia, sia le prime e soprattutto le seconde. E qui abbiamo ben pensato di far risparmiare ai nostri clienti tutti i costi relativi alle bollette del gas per risparmiare la casa, facendo sì che il nostro cliente possa, diciamo, acquistando ovviamente casa zero, possa riscaldare la propria casa senza costi aggiuntivi, senza costi di bollette. Questo per quanto riguarda, per dare una risposta alla prima domanda. Per quanto riguarda invece la terza domanda che mi faceva, perché la seconda lascio rispondere mio fratello, e quindi noi abbiamo maestranze in cantieri che sono altamente specializzate e soprattutto sono da anni che lavorano per noi. E come non solo i dipendenti nostri in azienda, quindi nell'impresa, ma i nostri fornitori, e questo ripeto sia un grande punto di vantaggio per noi, i nostri fornitori sono sempre gli stessi, quindi l'idraulico piuttosto che l'elettricista, piuttosto che il falegname, sono i fornitori che vedevo quando ero bambino con mio padre. È chiaro che sono cambiate tante cose in termini di impianti e quindi anche l'idraulico stesso, come l'elettricista, ha dovuto rivedere il proprio modo di lavorare. Esempio, la caldaia non esiste più, c'è la pompa di calore. Allora cosa abbiamo dovuto fare? Abbiamo dovuto stringere importanti accordi commerciali, esempio con la Samsung, che ci hanno permesso di portare nelle nostre case la pompa di calore sostituendo la caldaia a prezzi veramente interessanti, e questo ci dà la possibilità di vendere le nostre case a un prezzo assolutamente concorrenziale rispetto a quelli che sono i costi per l'acquisto di un'altra casa in classe A. Quindi non sono case per pochi. Assolutamente No, 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 infatti. assolutamente no. Direi che è uno dei nostri maggiori orgogli, quello di essere riusciti ad arrivare ad un tipo di prodotto sicuramente estremamente esclusivo, ma allo stesso modo a portata veramente di tutti. Che questo è importantissimo, Sì. perché chi vede queste... prego, tanto vediamo le imitazioni. Tra l'altro, tornando al discorso risparmio, perché alla fine prima non avevamo detto quali sono i risultati. Questo tipo di abitazioni, da noi battezzate appunto casa zero, cos'è che hanno comportato? Hanno comportato zero costi di riscaldamento, zero consumo di gas e zero emissioni di CO2 in atmosfera. Quindi già eliminare il costo di riscaldamento è un qualcosa di importante nel portafoglio della famiglia. C'è da dire anche un'altra cosa, che nel caso delle nostre abitazioni l'autorità per l'energia elettrica prevede una tariffa agevolata, la tariffa D1, che comporta una riduzione del costo sull'energia del 45%. Cosa significa? Che chi ha un'abitazione dove il riscaldamento avviene esclusivamente a pompa di calore ha diritto a questo tipo di tariffa, che non è soggetta alla dimensione del contatore piuttosto che alla quantità di energia elettrica utilizzata, perché tutti sappiamo che in Italia purtroppo più energia consumo più pago, parlo di energia elettrica. È una malformazione tutta italiana, perché in teoria io più consumo più dovrei essere agevolato. In realtà in Italia non è così, più consumo energia elettrica più la vado a pagare. Invece nel caso delle nostre abitazioni, tutte le abitazioni, a prescindere dal consumo, che siano 2 piuttosto che 3 piuttosto che 5.000 kW all'anno, hanno un consumo fisso, ridotto appunto del 45% rispetto a quello che è la tariffa a uso abitativo. Di conseguenza, oltre ad avere l'abbattimento totale dei costi di riscaldamento, ho anche un significativo risparmio nell'utilizzo degli elettrodomestici tradizionali, la lavatrice, la lavastoviglie, l'illuminazione, la TV. Grazie a questa tariffa agevolata
che viene applicata esclusivamente, ripeto, ad abitazioni riscaldate con sistema a pompa di calore. Ecco, tra l'altro voi arrivate con i pannelli fotovoltaici fino a 3 kW, Sì, corretto? sì. E quindi non avete, sì, non c'è la gabola che è stata trovata Esatto, dal governo, esatto, però esatto. che oltre ai 3 kW, cioè tutti praticamente, Esatto. avevano aumentato il valore catastale dell'immobile, quindi... Certo. Questa è una conseguenza positiva, ma perché fino a 3 kW? Perché noi abbiamo cercato di dimensionare gli impianti fotovoltaici in maniera tale per cui l'energia elettrica immessa, l'energia elettrica prodotta in maniera pulita dal fotovoltaico sia sufficiente a recuperare il costo dovuto al riscaldamento. È per questo i 2 o 3 kW, perché è la dimensione che ci è sufficiente a recuperare il costo del riscaldamento grazie alla produzione fotovoltaica. Poi parliamo di materiale... Sì, prego. Non volevo rispondere al messaggio che era arrivato dalla signora di Vigonza che deve comprare casa e ha paura che costino... No signora, assolutamente, suo marito ha ragione, nel senso che si deve assolutamente acquistare case in classe A. Per quanto riguarda il costo, nel caso nostro sono case che non costano di più rispetto a una casa diciamo vecchia, perché secondo il nostro punto di vista una casa che non è in classe A e soprattutto che non ha questa tipologia di impianti è già una casa vecchia. Lei deve sapere che dal 2018 tutti i nuovi edifici dovranno essere costruiti in modo tale da case non... passive sostanzialmente. Esatto, no, da non immettere in atmosfera, ok, CO2, sì. Quindi dovranno essere a zero emissioni di CO2. Quindi il fatto di fare questo tipo di abitazioni in classe A con questa tipologia di impiantistica ci consente di fare case che a riscaldare non costa niente, ma soprattutto di essere già a norma per quando entrerà la normativa, quindi dal 2018 europea, zero emissioni di CO2 in atmosfera. E 50% dell'energia necessaria all'abitazione da fonti rinnovabili. Esatto, infatti. E noi chiaramente come Casa Zero siamo già, anzi superiamo già questo valore, però sarà un valore obbligatorio per tutte le abitazioni del 2018. È chiaro quindi che si tratta anche di un investimento nel tempo. Se no, comprare una casa vecchia, appunto. Una casa obsoleta, esatto. Perché una casa finita adesso senza questo tipo di impiantistica, fra qualche anno diventerà una casa vecchia. La concorrenza crea disinformazione, poiché dichiarano fabbricati in classe A quando questi non lo sono. Bisogna fare informazione. Grazie. Sì, questa è un'altra grandissima verità. Purtroppo chi certifica l'abitazione in classe A deve essere competente. Cioè, oggi... Ma soprattutto diceva che le persone devono sapere queste cose qui. Sì, cioè, allora, sì, è chiaro anche che... Anche nel 2018 non è tanto noto, cioè è una cosa che per gli addetti ai lavori è scontata. Ma un attimo, allora, la classe A è una cosa, no? E quindi la classe A, l'impiantistica invece è un'altra cosa, sono due cose completamente separate. Allora, gli edifici nostri sono edifici in classe A, e quindi cosa significa classe A? È una classe particolare dove perché l'edificio sia in classe A deve essere isolato in un certo modo e deve consumare, non deve consumare più di una certa soglia, altrimenti si passa alla categoria successiva che è la classe B. Quindi gli edifici nostri non solo sono in classe A, ma sono diciamo quasi edifici passivi, nel senso che consentono di non spendere nulla per riscaldare la propria casa. Questo è importante. Io mi permetto di dire che, questo è un giudizio mio personale, però mi permetto di dire che ritengo le nostre abitazioni meglio di una casa passiva. Le case passive per carità sono un bel traguardo, però la casa passiva ha dato anche alcuni problemi che chiaramente vengono risolti come tutto, però l'idea di coibentare
eccessivamente può essere dannoso. La casa passiva cos'è in sostanza? È una casa talmente coibentata che non necessita di un impianto di riscaldamento perché la si riscalda semplicemente vivendoci. Questo cosa vuol dire? Che ci hanno isolamenti così importanti che si vive quasi in un acquario, nel senso che è talmente coibentata, non ci può essere nessuna dispersione, non si possono aprire neanche 5 minuti le finestre, perché se io apro le finestre d'inverno e raffreddo la casa non riesco più ad avere la temperatura voluta, quindi secondo me sono un po' esasperazioni dell'abitazione. Io dico bisogna coibentare correttamente e poi integrare con l'impiantistica. Impiantistica e poi dotata anche di un'intelligenza, perché le nostre abitazioni in sostanza ragionano, ad esempio d'estate, quando c'è una bella giornata di sole e c'è produzione fotovoltaica, se io non la sto utilizzando, il sistema riesce a capire che c'è produzione fotovoltaica disponibile e mi fa partire ad esempio l'aria condizionata, in modo che io arrivo magari a casa la sera e mi trovo l'appartamento già raffrescato senza avere speso nulla, perché il sistema mi ha fatto partire il raffrescamento nel momento in cui avevo la produzione fotovoltaica ideale, quindi non mi ha fatto consumare energia elettrica dal contatore. Se ad esempio c'è una giornata di pioggia, il sistema vede che non c'è produzione fotovoltaica e non mi fa partire il raffrescamento. Ma con questi strumenti di risparmio energetico c'è il recupero fiscale anche per l'acquisto di case nuove, Filippo da Padova? No, no, nel senso che questa è un'abitazione dove si paga l'IVA al 4% ed ha lo stesso trattamento di una prima casa, nel caso dell'acquisto di prima casa. Però c'è un'agevolazione, voi parlavate, energetica. Sì, sì, allora come diceva mio fratello prima, gli edifici, abbiamo ottenuto da parte dell'autorità per l'energia un abbattimento del costo dell'energia elettrica pari al 40% per gli edifici che andiamo a costruire, soprattutto, e comunque questo è esteso a tutti gli edifici che hanno la pompa di calore per riscaldare. Cioè una riduzione, so che c'è un decreto ministeriale del 2013 che parla del 45%, può essere? Sì, praticamente. Dal 1° luglio del 2014, tariffa dal 1° luglio, esatto. Dal 1° luglio 2014 sarà in vigore questa tariffa D1 e specifica per le abitazioni riscaldate a pompa di calore. Che non è una cosa di poco conto. Assolutamente cioè, no. Stiamo parlando del 50% in meno, esatto, cioè una roba di poco conto, perché poi pompe di calore sono ben pochi ad averla, cioè perché implica tutto un certo tipo di soluzioni abitative che devono essere progettate dall'inizio. Certo. È chiaro che si cerca di incentivare in questa maniera qua la diffusione di sistemi altamente performanti, perché c'è poco da fare. L'Italia in un certo senso si deve muovere, nel senso che l'Europa batte alle porte, nel 2018 entreranno in vigore determinate normative, quindi l'Italia deve cercare di portarsi avanti perché siamo molto indietro da questo punto di vista, e quindi c'è questo tipo di agevolazioni per cercare di incentivare la gente a rivolgersi su una tipologia di abitazione di questo tipo. È chiaro che l'impegno nostro è stato quello, oltre di concepire un'abitazione di questo tipo, fare i dovuti sforzi dal punto di vista dei rapporti commerciali con i nostri fornitori e i nostri partners, per cercare di proporre il prodotto finale in modo che sia a portata di tutti. Questo è fondamentale. Un'altra cosa, sempre perché non avevamo risposto a tutta la domanda del telespettatore, materiali performanti, legno sì, legno no, legno ni. Legno sì, legno no. Nelle immagini si vedono anche, si vede il legno, però in Alto Adige... Esatto. Allora, noi abbiamo cercato di prendere quelle caratteristiche del legno che a noi interessano, che sono il potere coibentante. Perché case non completamente in legno? Perché noi siamo nella Val Padana, un posto bellissimo. Io dico sempre che siamo in un'isola felice, perché fortunatamente, a parte qualche magari allagamento, però per il resto cose gravi non ne succedono mai, però abbiamo un grosso problema, l'umidità.
Cioè noi siamo sicuramente la zona più paludosa e di conseguenza più umida del paese Italia. Questo è un handicap per il legno, perché il legno è fortemente sensibile all'umidità. Allora se io costruisco in alta montagna, così come può essere a Belluno, a Bolzano, l'umidità non è un problema perché sono ambienti magari più rigidi però secchi. Qui invece a Padova con l'umidità bisogna fare i conti e in maniera Non trascurabile. Importante. Esatto, non si può trascurare l'effetto umidità. Allora costruire case in legno può dar problemi con gli anni perché il legno assorbe umidità e problemi di formazioni di muffe piuttosto che aggressioni da parte di insetti come tarli può essere un problema che si può prospettare. Allora noi abbiamo optato per una muratura che non è la muratura in laterizio, come dicevo prima, è una muratura che viene usata prevalentemente in Svezia e in sostanza è un blocco costituito da un impasto di legno cemento che viene praticamente realizzato in opera gettando al suo interno del calcestruzzo. In questa maniera qui si ha un doppio effetto benefico, quello di avere una parete molto coibentata dal punto di vista invernale. E questo mi dà la classe A, cioè mi dà una casa che d'inverno disperde poca energia e quindi costa poco riscaldarla. Nel nostro caso non costa nulla grazie all'impiantistica. Però abbiamo anche il vantaggio che realizzando pareti in cemento armato, perché appunto questi blocchi all'interno hanno un'anima in cemento armato, abbiamo pareti molto pesanti e che vanno a ricreare l'effetto delle chiese piuttosto che dei castelli, cioè l'effetto del muro spesso. Cioè cos'è che succede? Le nostre abitazioni d'estate rimangono fresche perché essendo il calcestruzzo il materiale più pesante che esiste in natura, pesa 2,5 volte laterizio, andiamo a simulare con il grosso peso l'effetto del muro grosso, cioè il sole d'estate fa fatica a entrare in casa, mentre nel caso di abitazioni in legno piuttosto che di abitazioni in laterizio con cappotti di 15-20 cm che d'inverno lavorano bene ma d'estate si riscaldano molto velocemente, nel nostro caso la nostra abitazione lavora bene sia d'inverno sia d'estate grazie appunto a questa grande massa che mi dà uno sfasamento orario, si chiama in termini tecnici, che permette in sostanza di far sì che la casa rimanga fresca. Di conseguenza, tornando al discorso di prima, se io il pomeriggio faccio partire l'aria condizionata perché sto producendo energia fotovoltaica e mi porto l'aria alla temperatura ideale, poi la sera, grazie a questo tipo di murature, mantengo la casa fresca per cui arrivo in casa e non ho bisogno di accendere l'aria condizionata perché sto bene lo stesso. Esatto, e quindi questo anche per la salute ne trae giovamento perché Esatto. è fondamentale. Perfetto, poi parliamo anche di altre tematiche importanti, pochissimi secondi di pubblicità.